Grazie mille. Sono Gianmaria Zanella, responsabile ricerca e sviluppo del Vason Group e appunto oggi con Andrea Caputo cercheremo di spiegarvi quello che è la nostra gamma X-Plant. Vason Group è un'azienda che nasce 65 anni fa, ma più che altro è conosciuta in ambito enologico. È un'azienda di Verona, familiare, molto conosciuta in enologia. Ci stiamo approcciando appunto a tutta la parte di viticoltura, portando avanti con diversi enti di ricerca da 4-5 anni a questa parte quello che è il nostro know-how sui derivati di lievito, grazie a un brevetto che abbiamo sui derivati di lievito a livello internazionale. Rubo il tuo tempo e lascio la parola ad Andrea, che appunto ha seguito tutto da 4 anni a questa parte questa ricerca, e quindi chi meglio di lui che può spiegarvi. Buongiorno a tutti, sono Andrea Caputo e sono qua oggi per parlarvi della linea X-Plant. Questi prodotti nascono e hanno l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, in particolare per quello che riguarda il disaccoppiamento tra la maturità fenolica delle uve e la maturità tecnologica, e ovviamente aumentare il potenziale qualitativo delle uve. I prodotti della linea X-Plant appunto si suddividono tra X-Plant Red, indicato per uva e bacca rossa, e X-Plant White, indicato per uva e bacca bianca. Il protocollo di applicazione che abbiamo definito in questi anni, a seguito di 5 anni di sperimentazione con il CREA, prevede 2 applicazioni all'anno per il prodotto X-Plant Red della dose di 1 kg ettaro. Il primo trattamento tendenzialmente ha inizio in vaiatura, circa il 5-10% delle bacche invaiate, e il secondo trattamento 10-12 giorni, 10-15 giorni dopo il primo trattamento. Per X-Plant White il dosaggio ettaro è sempre il medesimo, suddiviso in 3 trattamenti. Primo trattamento nella fase di inizio invaiatura, il secondo trattamento a inizio invaiatura, pre-invaiatura e inizio invaiatura, mentre il terzo trattamento circa 10-12 giorni dopo il secondo trattamento. Come già accennato dal mio collega, i prodotti X-Plant Red e X-Plant White nascono da un processo innovativo brevettato da Vason Group, e questo processo innovativo li rende, diciamo, differenti da altri analoghi presenti sul mercato. Ovviamente il processo produttivo brevettato ci consente di mantenere una maggiore integrità strutturale delle cellule di lievito e di conseguenza dei prodotti, dei componenti organici biologicamente attivi. Inoltre ci consente anche di avere una maggiore stabilità e conservabilità del tempo. Abbiamo visto fin dalle prime prove come proprio grazie alle caratteristiche che vi ho appena detto i prodotti hanno presentato un elevato effetto stimolante per quanto riguarda i metaboliti secondari, in particolare per i composti fenolici e gli aromi varietali. Quindi perché scegliere i prodotti della linea X-Plant? Sicuramente perché hanno un effetto nel migliorare la maturità delle uve a bacca rossa, maturità fenolica delle uve a bacca rossa e anche a bacca bianca, migliorare la maturità aromatica e il potenziale aromatico delle uve, hanno un'influenza positiva su quello che riguarda i parametri vegetoproduttivi e inoltre ci consentono di mantenere e preservare una maggiore integrità delle uve durante la maturazione, oltre ad avere anche una maggiore protezione. Tutto questo cosa ci consente? Ci consente di ottenere vini con un maggiore potenziale qualitativo, una maggiore gradevolezza gustativa e un equilibrio complessivo. Brevemente adesso vi farò vedere alcuni risultati che abbiamo ottenuto durante questi 5 anni di sperimentazione. Prima slide su quanto riguarda l'incremento della maturità fenolica delle uve. Abbiamo fatto diverse prove su Corvina Veronese nella zona del Bardolino e anche Valpolicella. Qui potete vedere come la tesi trattata, meglio, il trattamento con X-Plant Red ha consentito di incrementare in maniera statisticamente significativa il contenuto sia di antociani totali che di polifenoli totali delle uve. Sempre su Corvina Veronese, annata 2023, zona del Bardolino e zona della Valpolicella, anche in questo caso incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali e polifenoli totali delle uve. Ancora per quanto riguarda la maturità fenolica delle uve, il caso del Merlot,
Merlot vigneto sperimentale posizionato in provincia di Treviso, annata 2024 e annata 2023. Come potete vedere in entrambi i casi, in entrambe le annate, scusate, abbiamo riscontrato un incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali e polifenoli totali delle uve per la tesi sottoposta al trattamento con X-Plant. Merlot, annata 2022, queste sono delle prove svolte in collaborazione con Imprea, dove è stato testato il prodotto X-Plant Red con 2 epoche differenti di applicazione in confronto a un testimone non trattato e a un altro formulato commerciale. Potete vedere in questo caso che entrambe le 2 applicazioni di X-Plant Red hanno consentito di ottenere un incremento statisticamente significativo del contenuto di antociani totali nelle uve, sia rispetto al testimone non trattato sia rispetto all'altro formulato commerciale provato. Stesso trend riscontrato per il contenuto di flavonoidi totali nelle uve. Ovviamente questo comporta, come già accennato, un incremento dell'intensità colorante dei vini, oltre ad avere una stringenza più bilanciata e una riduzione delle note amare o erbacee derivanti da una non corretta maturità fenolica delle uve, come penso abbiate riscontrato nelle ultime annate, diciamo, dove il cambiamento climatico si è fatto sentire in maniera, come dire, prepotente, mettiamola così. Per quanto riguarda l'incremento di precursori aromatici, prova di Sauvignon Blanc zona Coglio, in questo caso sia annata 2024 che 2023 stesso vigneto, abbiamo riscontrato un incremento statisticamente significativo del contenuto di precursori biolici, in particolare il precursore cisteinico del 3-mercapto esanolo. Pinot Grigio, annata 2024, anche in questo caso un incremento statisticamente significativo di quelli che sono i precursori benzenoidici delle uve a favore del testimone trattato. Sotto vi ho riportato alcuni dei precursori che abbiamo rilevato come differenti e statisticamente significativi. Sempre Pinot Grigio annata 2024, anche in questo caso, sempre in questa prova abbiamo riscontrato anche un incremento statisticamente significativo di precursori terpenici delle uve responsabili delle note floreali di vino. Uguale, sempre Pinot Grigio, abbiamo riscontrato anche un incremento statisticamente significativo di alcuni composti aromatici liberi responsabili delle note floreali e fruttate delle uve con il trattamento con X-Plant White. In questo caso ad esempio ossido di rosa, ossido di linalolo, responsabili di aromi floreali, e alfa-ione, che è una classe appartenente ai composti non isoprenodici. Sempre Pinot Grigio annata 2022, questi sono i risultati di un paio di microvinificazioni effettuate. Ovviamente sui vini ottenuti da microvinificazioni con uve sottoposte al trattamento con X-Plant White abbiamo notato un incremento statisticamente significativo di acetati a note fruttate, in particolare acetato di isomile e acetato di esile. Per concludere, per quanto riguarda l'influenza che i prodotti X-Plant White e X-Plant Red hanno dato su varietà sia vacca bianca che vacca rossa, in questi anni abbiamo notato un incremento statisticamente significativo del peso medio del grappolo, sia per un fattore di stimolo a una maggiore distensione cellulare, sia per un fattore, come vi accennavo prima, di bioprotezione e come dire, una maggiore integrità della struttura dell'acino e quindi a livello analitico un maggior peso medio del grappolo alla vendita. Sauvignon Blanc, sempre in zona Coglio, vedete in 3 annate differenti che la tesi trattata ha dato un incremento statisticamente significativo del contenuto del peso medio del grappolo finale alla vendita. Garganega, anche in questo caso, tesi trattata con X-Plant White, ha dato un incremento statisticamente significativo, sia annata 2024 che annata 2022. Stesso discorso per quanto riguarda il Corvino Veronese nella zona del Bardolino, 3 differenti annate 22, 23 e 24, incremento statisticamente significativo del peso medio del grappolo. Ho voluto riportare quegli risultati di queste 3 annate perché per noi sono molto significativi, in quanto, come accennato prima, sono state 3 annate caratterizzate da condizioni climatiche totalmente differenti e allo stesso tempo a mio avviso anche preoccupanti per quanto riguarda sia la fisiologia della vite che di conseguenza anche la maturazione dell'uva e la qualità del prodotto finale.
Io vi ringrazio per l'attenzione, ci sarebbero tantissime altre cose da dire su questa ricerca che ormai va avanti da 5 anni e quindi per qualsiasi informazione potete contattare il dottor Zanella per avere appunto informazioni sia a livello commerciale che ulteriori informazioni a livello di risultati ottenuti. Vi ringrazio per l'attenzione.